Buonasera a tutti, vestiti voi, tenora de oggi, di 11 del suo mese di aprile 2026, siamo un pacchetto in ritardo, oggi vai a troppo articoli sul giornale, quindi a essere un pacchetto lungo, oggi esiste nuova, ma intanto sull'articolo interessante andiamo a limitare le sottotitoli e quindi andiamo ad innanzi. Allora, mm, mm, mm. Sto controllando se sono arrivato al massimo del evento di Erisi, non vi lascio idenne, non vi lascio idenne e quindi questa la staremo da inviare. Allora, magari non tutto però. Ecco qua che la staremo da inviare, le scoperte non sono partite. Ecco qua. Inviata e a arrivare come intanto cominciamo poi vedere come teste Sadie e oggi Sadie si presenta qui più o meno che a Eresi che lo libero ida illuminata chi sono le più eccola qua un'altra fotografia bene cominciamo dal punto che c'è la fotografia del evento che è stato Eresi metà bello ecco qua che bisogna tutto canto lo relatore, bisogno, chi Daniele Centro, Marilena che ha fatto del coordinatore, Piloso, Bacchino Bannino, Macchiarella e così via di seguito. E Laura. Una cosa molto interessante, molto importante, ma il giusto che si è Gai, che ha costumi, Daniele, insomma, ha lavorato tutta la vita per tornare importanza a un canto, a suo canto a tenore, fino a superare vasi, insomma, che sono state scritte, ecco, questo che io la porto di manna, poi se è arrivato dopo, però ha risposto, ha capito un tempo, sono posto che in banda, ma fino a 60, chi su modernismo, iti, su mere, de tutto, le espressioni culturali di questo tipo, insomma, adesso il ballo, adesso scanto, e quindi in questo tempo, su tenore, è stato considerato anticorio, zoticone, mentre su ballo civile, su stile civile, tutto civile, su che i noi questo tipo di civile coloniale, che poi praticamente iti un tipo di civile coloniale, iti invece zoticoneria, iti rosezza, iti insomma devi scartare cabine sul moderno, so che devi andare ad innanzi. Sì. E poi Gaino è stato, questa perla è stata salvata da Daniele, da Chiara, ha collaborato con Isse, Pizzero, Battolo Pante, Tancredi, eccetera, eccetera, che hanno avuto il coraggio di presentare questo tesoro che si quería cuore e che poi invece ha valorizzato Zaida il suo mondo. E commenta la natura del suo dibattito, quasi questo dibattito è diventato la vera realtà, il vero brand. Basta che uno non è tenore di biti ed è una qualifica, qualunque tenore siete, insomma, basta che siete dei vizi. Ma poi questa cosa resta estesa, vinasa a sodatero locoso, tenore vergoso, tenore feri, eccetera, eccetera. Zaida este su vero marchio de qualità di questa espressione musicale e artistica. Bene, tante cose sono state nate, insomma, come non si può riassumere in poche parole, poi questo intervento di Gasproni che ha commentato che hanno esito assessore su giunta comunale si statuisse a dare un'imprimatura a questa cosa
ha spinto il tenore a fare la scuola del tenore, proprio valorizzarne un bene che sei da possedia e che valorizzarne insomma poi ha permesso a tutta la Sardegna di esprimere in questa arte e di ponere in mano di tutto una forza culturale e fino del carattere politico, poi non identitario o della Sardegna. Bene, no che appunto pacca la fotografia, abbiamo visto, ecco qua, no che veste Tanielle che arrivano anche in macchiarella, no che veste tenore, Emanuele Loco, poi no che veste tenore Emanuele Loco che in Tanielle che canta, ed ecco, la fotografia sono un po' che sgranata da casa, lui che ti pacca, insomma, ecco. Andiamo da innanzi, andiamo a San Nova, ecco, e no che dopo che ho fatto ponere in mostra quest'erba, che este un flore che nasce in mezzo a un'erba che in italiano si narra a carota selvatica e in sardo si narra zistrinacca. Ecco, io voscheria per dire la conferma si ha inteso appunto un'arne che quest'erba si narra zistrinacca, ma non è apostrofato istrinaca, ma zistrinacca tutto popiste che è scritto de gai, che è un'erba che poi ha poteres antiossidantes, insomma, a quanto pare è un'erba medica che udita ha infusos, insomma, e poi vita ha potere antiossidantes e quindi anticancerogena, eccetera, eccetera, e così via. Bene, la muscherfito narrere questo. Bene, andiamo da innanzi, fai da teatro che devo andare impresse, la liturgia, la lingua sarda nella liturgia, norme e prospettive, si narra in sini scuola, cioè che il 9 di aprile 2026 alle 7:30 in Aedana Monsignor Sebastiano Sanguinetti, professor Bacchigio Bandino, comunicazione poi di Sebastiano De Lai. Invitiamo calorosamente tutti a partecipare e lo organizza da coro Eminas Impare. Andiamo da innanzi, Crasa, Veste Forestas Abertas, Patentes Abertas, info e prenotazioni 333 3237 1759 che l'Istituto Canto è invitato a partecipare. Toccamento, io il comitato hanno salta e si tappetire, quindi si generoso schisa esta è sprototto. E intanto vos aumentiamo la benedizione alla famiglia, a oggi die unici, non va nulla, non con la tensione in strada, e che dobbiamo aspettare all'uni strecchi, che anche via Pasqua, via Dante, a Manzano e poi a Borterie, via Gurumuro, via Buggero, via Firenze, dico Angelo Mossa. Basamento sempre che adesso trica su che 9 bisogna lo tour in quad e pranzo tipico poi il sagriturismo Ertila poi informazione telefonare sul 366 379 30 24. No, e poi no, che manca una cosa importantissima, manca la partita di oggi de sa biti volley, ecco, mente, no, cioè no, che la potremmo brincare in queste ughitos, samazzine de ponere, ma vi pensamo diretto, ecco qua, anche li inviamo. Ecco qua. Ecco, inviata, Samazzine, poi dimoso, vi mancano pure tre Samazzine che sono un attimino. Ecco qua, il giusto a dare peso a tutto, invia.
ecco, torniamo in una parte in dei secoli, ecco, quarti di finale, playoff per la promozione in Serie D, palestra liceo scientifico, via Gurumuro Bitti, 1104, cioè Oie, a Sassese de Ortaedie, Bitti Volley, Ariete Oristano. Este meta importante questa partita, appunto la Bitti Volley ha vinto in Oristano che Sariete, e ha vinto e come però dopo colare ai semifinali deve vincere pure in vizia deve vincere, quindi va bisogno del tifo de gente chi è stato a fare però spingere la squadra a vincere insomma e a si classificare è stanta via che la squadra BT sta arrivata a questo punto insomma sta arrivata e poi però non tanto il suo squarto ormai sa semifinale insomma non ve l'ha fatta e quindi speriamo che avremo una carica in più per arrivare a non classificare. Poi va bene, Isco Crasa sta a giocare pure la Bittese, ma non gioco informazione che in chi è giocata, insomma, la potremmo cercare, ma sono tante cose da cercare che assai non mi basta più tempo. Ecco qua, non è possibile che abbiate sempre che intervenite in questa cosa, questa pubblicità e quindi non mi lascia dire nulla e vabbè insomma pazienza, l'amo già vedere in un'altra occasione. Intanto andiamo a segnalare una mutennanne che in mulino batta una griglia insomma meta pericolosa distaccata che da un momento a satiro potete dare a neo. Allora la Bittese giocata in casa chissà l'Ulese ore 16 quindi questa la partita sul derby abbiamo da narrare Bittese l'Ulese io volevo poter dare pure in diretta ma per un motivo che vi ho spiegato già a te la via non poto cioè basta parca spessone però impedire che uno servizio ben sta fatto. Bene, in un anno che Mulino per questa griglia, una mutennanne che per questa griglia meta pericolosa, quindi lo segnaliamo in modo tale che sul comune possa provvedere alla consare, ecco, basta un vero e proprio su la griglia in queste distaccanne. Nato questo, con la sul giornale, se abbiamo sta cosa metta, aerei 3 settimane per evitare la crisi, la UE, le scorte garantite stanno per finire. USA Iran via alla trattativa in Pakistan. Mi pare che nessuno ne ha salutato, va bene. Costa Smeralda, paleoliche offshore, nonostante il no della Premier Meloni, pare che contro orrori speculatori non vi porta manco Meloni, insomma, da presidente del suo consiglio. Sanità e crisi demografica, basta un articolo di Luigi Arno, la riflessione proposta da Franco Meloni coglie un punto essenziale del dibattito sulla sanità. La vera riforma non è nelle norme, ma nelle persone. È un'affermazione che condivido. Nessun modello organizzativo, per quanto avanzato, può funzionare senza professionisti competenti, motivati e messi nelle condizioni di operare. Negli ultimi anni il confronto sulla riorganizzazione del sistema sanitario si è concentrato giustamente sulla necessità di rafforzare il territorio. Il decreto ministeriale 77 ha indicato una direzione chiara. Poi vabbè, che cosa la dimo pure all'interno. Cagliari Cremonese si salvi chi può. Pisacane non si nasconde, è una finalissima. Cagliari e Cremonese si giocheranno oggi alle 15, Unipol Domus sul out, una fetta di salvezza verso il ritorno di Borrelli in attacco. Nella foto Valerio Spano e Marco Palestra. Altre cose in Porto, Bosa una tragedia doppia in un giudizio aborto su babbo e quindi Peo De Gai non si ne potete. Moby Prince, l'ufficiale rivela lasciato solo a gestire i soccorsi. 35 anni fa la strage in cui morirono 26 sardi. Nuove verità dalle audizioni in Parlamento.
Forza Italia è spaccatura tra le due anime. Documenti di 6 consiglieri regionali, ora protagonisti, Chessa contro Cappellacci, Chessa este, questo che prima ite sarbista e come este italianista. Violenza e i giovani, la violenza e i giovani, il confronto come antidoto. Mamme Magazine, intervista a Paolo Crepet. L'isola brilla nel 5 Star Vines, molte cantine premiate. Primo atto del Vinitaly a una settimana dal via del vino sardo, si sono classificato bene e quindi insomma un mercato queste abberin in questo senso. Andiamo poi torniamo a Amedeo Nazzari che veste oggi a Saschimbe in piazza l'Unione Sarda e ritorniamo che ha l'importanza di Amedeo Nazzari, ma pure che a coordinare questo evento a essere Ursula Ruiu, vistichese, insomma, esperta di comunicazione. Chi questo incarico, insomma, lo usata li viene dato proprio a essere metta adatta e preparata. Bene, andiamo da innanzi, resta in piedi l'emergenza droga, massima allerta per i reati sul web. Report del questore Fortunato Marazzita alla festa della Polizia di Stato, cioè praticamente un resoconto della provincia in un buon uso della emergenza droga. Il degrado invece Piazza Bernardi, vabbè questa è una questione interna al numero, non ci interessa de manco. Inoltre sull'Ollove piovono 2,5 milioni, incassano anche Oliena, Galtellì, Gavoglia e Posada, 2 milioni e mezzo di euro per il borgo di Lollove, Borgo Torre, Borgo Saralei. Ieri mattina a Cagliari l'assessore comunale con delega all'Ollove, Marco Canu, ha firmato un protocollo d'intesa turismo nei borghi con la regione che porterà un finanziamento di 2.503.000 euro per la valorizzazione della frazione della città. È un risultato importante, frutto di un lavoro attento, di una visione chiara, investire sull'Ollove per valorizzare il nostro borgo, puntando su identità e potenziale turistico. Bisogna questo Sargustedo, posto innanzi da Saldomolo, questa pure una borsatura mai esistita, però i commenti sul borgo il bisogno, quindi van postino che pure questo Sargustedo bisogno in cui imbaulato, bisogno, intanto il loco non è una cosa originale. L'assessore alla sanità scegliete un sardo, questo chiede Nanne a Cagliari gli interventi del ministro e della governatrice sulle difficoltà nell'isola. Cappellacci puntate sul digitale. Suggerimento di Schillaci e Todde ammette affidarsi a un tecnico è stato un errore, cioè che quindi Bartolazzi che prima l'hanno decantato come rombo di tuono, no, è stato un sbaglio. Ma Bartolazzi però vi ha cantata tutto, poi la canzonetta, insomma, l'anno che in sol gioco della politica che hanno impedito la sanità. Fuori dalla dialettica politica classica possono emergere delle verità. È successo ieri all'ultimo appuntamento della scuola politica dei riformatori, quest'anno dedicata interamente alla sanità. C'erano il ministro della sanità Orazio Schillaci, ma anche la presidente della regione e assessora ad interim Alessandra Todde. Tanto garbo, non solo istituzionale, da parte di entrambi, ha esordito la presidente intervistata sul palco della sala congresso dell'Holiday Inn di Cagliari da Franco Meloni. Crede di aver fatto tutto nel migliore dei modi? Le ha chiesto Meloni. Sulla sanità è sempre necessario un approccio umile. Credo che si potesse fare meglio. In ogni caso i cambiamenti in sanità sono sempre a medio e lungo termine. Le parole di Todde. Un errore. Poi l'ammissione, appoggiarsi ad un tecnico è stato un errore con riferimento all'ex assessore Armando Bartolazzi, a cui è stato revocato l'incarico lo scorso dicembre. Ha anche dato contributi importanti, la visione di una persona che ha esperienza internazionale, che ha vissuto altri contesti, sicuramente ha aiutato ad andare oltre
rispetto a ciò che siamo abituati a vedere. Il fatto però, ha precisato, è che forse alcune proposte non andavano bene all'interno del nostro contesto. Infatti ci sono due approcci possibili, uno medico e l'altro da manager. Di certo lui è un bravissimo oncologo, ma gestire un contesto complesso è una cosa completamente diversa. In questo momento serviva un approccio manageriale. Ma speranza, sempre queste pure sta ogni speranza dalla Terua, ma viene Bartolazzi, il veneto della Terua, l'ex ministro alla presentazione del suo libro in Sardegna, sfida complicata. La Sardegna paga il prezzo in sanità dei minori investimenti del governo. Roberto Speranza, ministro della salute dal 2019-2022, dice però non va investito manco uno soldo. Durante gli esecutivi di Conte, Secondo e Draghi si sofferma anche sul caso Isolano nel tour di presentazione del suo libro. Perché guariremo? Ma perché guariremo? Possiamo dire così. Case di comunità e trenino verde, l'affondo del governo, impugnate nel CDM le leggi regionali di stabilità e delle ferrovie turistiche. Vabbè, trenino verde, oh yeah yeah. Allora, verde che educazione che colata inquina tutto sviluppo. La disciplina per aprire case e ospedali di continuità in Sardegna non dà garanzie di sicurezza ai pazienti. Il sistema di gestione della Fondazione del Trenino Verde invece non rispetta il codice civile. Ne è convinto il Consiglio dei Ministri, che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le due leggi approvate dal Consiglio regionale che regolano le materie, ma è chiaro non ne ha approvato una, e tutte le richieste fuori da questo programma è solo ben bozzato. Denatalità, l'intervento dell'ex ministra Elena Bonetti a Sassari, politiche e risorse per i giovani. Per questa regione un caso eccezionale contenuto in un numero 086 è l'indice di fecondità in Sardegna, dato per la dato che la colloca come ultima realtà in Europa e penultima nel mondo, una cifra evocata ieri da Elena Bonetti, deputata di Azione nella tavola rotonda organizzata dal partito d'Azione nell'hotel Grazia Deledda e che aveva come tema il contrasto alla denatalità. L'ex ministro per le pari opportunità e la famiglia dal 2019 al 2022 avverte: quel 0,86 se si registrasse nel resto del paese non renderebbe sostenibile per l'Italia una sopravvivenza economica e sociale, cioè praticamente che peso. Sfregio eolico al mare della Costa Smeralda. L'ENI ripresenta il piano da 72 torri altre 300 metri, Vitale del Fratelli d'Italia, non significa che si farà, dato che l'ha presentato. Intanto riprendono gli incontri per la Pratobello 24. Mercoledì in commissione 3 costituzionalisti. C'è chi grida al vuoto normativo e chi prova a metterci una pezza, sempre che basti. Come riforma Antonio Solinas del PD, presidente della quinta commissione Industria ed Energia, la sua con la quarta commissione urbanistica del pentastellato Roberto Ligioi, sono convocate in seduta congiunta per audire i costituzionalisti Gianmario De Muro, Andrea De Feno, Giovanni Coino sulla Pratobello 24. Ma vediamo un po'. Una tragedia che doveva essere evitata, purtroppo mi è morto in Aspizzinerio minore Samobe Prim, l'incidente della Mobe Prim, 35 anni dopo il ricordo di Mattarella. Oltre 140 vittime, 26 sardi, quella notte drammatica davanti al porto di Livorno. Pagamenti PAC, non c'è tempo da perdere.
Copagri, stabilire criteri chiari per le superfici PLT, cioè capite, stato questa superficie boschive, chi non viene considerata spascolo e quindi lo sardo di cui è svantaggiato. Lo CIA, superare gli ostacoli burocratici. Dopo l'accordo con Agea, che non è Stargea, Agea è un'agenzia italiana, insomma, Argea invece è un'agenzia sarda, le associazioni sollecitano lo sblocco delle pratiche. Turismo nei borghi, 38 milioni per i 15 centri, 15 borghi della Sardegna si rifanno il look per proporsi nel mercato turistico internazionale, grazie a 38 milioni di fondi per lo sviluppo e la coesione, circa 2,5 milioni per ciascun centro. Potranno essere riqualificate strade, parchi, percorsi e aree destinate ad ospitare i turisti per migliorare l'offerta culturale e ricettiva. Chi sono? Allora, sono Agius, Azara, Azara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Valtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Oliena, Posada, Sadali, Sardare. I sindaci hanno sottoscritto la convenzione che fa partire le pratiche per i finanziamenti con l'assessore regionale al turismo Franco Cucuredu. Poi vabbè, poi te bisogna in custo del comune non bisogna sosate, ateroso o no, questa è una cosa che è sta affidata a mente divina. Bonus giovani nel decreto sul lavoro, in Sardegna agevolazioni fino a 650 euro al mese per le assunzioni under 35, quindi l'azienda che assume giovani hanno contributo, insomma. Il DL del governo punta anche a far crescere l'occupazione tra le donne. Giovani e donne sono loro la base di partenza del nuovo decreto sul lavoro a cui il governo lavora in vista del 1° maggio. Uno dei primi obiettivi del provvedimento è proprio quello di rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under 35. Va bene. Start-up innovative, Nuoro tra le province più dinamiche. Dati incoraggianti dall'osservatorio della Camera di Commercio, forte impronta femminile. Nuoro si conferma tra le province più dinamiche d'Italia nel campo delle start-up, cioè in paese innovative. A certificarlo è l'ultimo report dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro, che fotografa un ecosistema con ampia presenza femminile in forte espansione, seppur segnato da alcune criticità. Tra il 2016 e il 2025 il numero di nuove imprese innovative è aumentato da 475 del 475%, un dato che colloca la provincia di Nuoro al quinto posto a livello nazionale. La metà delle start-up, circa il 56,5%, nasce con un capitale iniziale pari o superiore a 10.000 euro, collocando il nuorese al quarto posto a livello nazionale per il livello di capitalizzazione. Va bene, siamo contenti, questa è una bella nuova. Andiamo su Castello, Cagliari Cremonese, all'ultimo sangue, è la partita salvezza. I rossoblù sono reduci da 4 KO, le squadre separate solo da 3 punti. Quindi questo Ortaidi e a Sastrese giocano Cagliari Cremonese e si giocano la permanenza in Serie A. Moby Prince, 35 anni di bugie, i familiari, fu strage di Stato del Portogallo. La cerimonia a Livorno, intestate una via per ognuna delle 140 vittime. Audizione shock di un ufficiale in sala operativa da solo a gestire i soccorsi. Il dolore nell'isola, 26 sardi tra le fiamme, spezzata anche una famiglia con 2 bambine. Sul filmato si sospizzinello scorrenne un attimo prima e poi dopo questo sospizzinello sono morto, bruciato.
dalla Lega una mano tesa a Cristian Solina, riguardare questa questione Pisdaz che bitte in questo Dias, errore strategico lasciare andare via i sardisti. Dario Giagoni fa un appello agli alleati e auspica una ricomposizione con l'ex governatore. Vabbè, però non va nulla di questo articolo che avevo mandato ieri, pazienza. Allora, pronto soccorso, si cambia, nuove regole e più privati. La giunta vara il piano per limitare il sovraffollamento. Potrebbe essere proprio l'emergenza urgenza il dossier su cui il dialogo tra la Presidente Todde e i riformatori muoverà i primi passi. 2 giorni fa la Giunta ha varato il piano regionale di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso e dei flussi di ricovero. Il documento definisce gli indirizzi organizzativi per prevenire e contrastare il sovraffollamento del pronto soccorso e nelle degenze della Sardegna. Va bene, va bene, va bene. L'autocritica di Todde, Bartolazzi, colpa mia. Prove di dialogo tra Presidente e riformatori. L'abbiamo già letto l'articolo di Satiro Giornale, questa è la nuova, l'abbiamo letto di Unione Sarda. Silvio Carta in testa la Vernaccia conquista la guida del Vinitaly. Arvisionado Fauleda di Dessena il miglior bianco. Questo è buona prova che hanno fatto sul vino sardo in Vinitaly. Fiume Santo e Portovesme, please fase out posticipato di 10 anni, cioè prima di essere già tancato addirittura nel 2026 poi 2028, invece che come al 2038 il governo rinvia lo stop al carbone, potrà essere bruciato fino al 2038, quindi la Sardegna sta a essere regalo la regione che inquina di più a livello di CO2, che 2 tonnellate ad abitante contro 9 invece del resto dell'Italia. Carburante, tregua fragile in Iran, allarme jet fuel, che è il kerosene aereo negli aeroporti. ACI Europa, serve la riapertura del canale di Hormuz entro 3 settimane, se no il problema è serio. Il taglio delle accise apre a nuove tasse, l'accisa schiana scorporato del carburante come la scheda concursale che in tassa nuova. Il ministro Perichetto Frattini: dovremo recuperare 1 miliardo al mese. Carburanti, incubo rincari, il diesel sopra i 2,40 euro. Prezzi alle stelle, soltanto nel 2022 erano stati così alti. Consumi in calo nell'isola, meno 10% dall'avvio della guerra. Accise, il ministro frena, il taglio costa 1 miliardo al mese, quindi che un po' delle tasse nuove. Armi alla Russia, un altoatesino in carcere negli USA, accusato dall'FBI di aver esportato munizioni di produzione americana. Fermato ad ottobre, si è dichiarato colpevole ed è in attesa di giudizio. Tra le prove i messaggi scambiati con i soci in affari. Intanto Erdogan, appoggiato da essa fake news russa, e cercare di restare sul potere in Albania. Elezioni, Orban in difficoltà, passa all'attacco, è un complotto, cioè un complotto anche lui Karen queste. Le parole di sostegno sono le stesse di sempre, il palcoscenico, truth, le parole di sostegno sono le stesse di sempre, il palcoscenico e truth, cioè truth è stessa social di Trump, anche
A cambiare questa volta è il peso del momento. Archiviata l'operazione J.D. Vance, a 2 giorni dal voto Donald Trump è tornato a spendersi per Viktor Orban, l'amico, il leader forte, colui che ha protetto la sua nazione, con un messaggio aperto agli ungheresi sul suo social preferito: votatelo. E penso che questo serva anche nel ritirare del voto scademica. Intanto, un nuovo al bonus a viaggi spaziali, Artemis torna a casa nella notte, l'ammaraggio. New York, la navicella Orion si sta avvicinando alla Terra nel viaggio di ritorno della missione Artemis 2, che dovrebbe portarla ad ammarare, e come già ammarate tutto a posto, nel Pacifico alle 2:07 italiane di oggi. Sono le ultime battute di una missione storica che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato nuovamente un equipaggio nell'orbita della Luna, a distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da esseri umani. C'è una cosa scientifica incredibile, mi ha appassionata veramente. Tanto è che poi l'appoggianato, io ho fatto pure di manna, appena laureato in ingegneria, di entrare sul gruppo di sperimentazione. Se Hormuz non riapre subito sarà un'estate con pochi voli. Gli aeroporti europei 3 settimane per evitare la crisi. Il docente meglio stipulare una polizza sui viaggi. L'ira di Trump, accordo non rispettato, e vabbè, non ne rispettano nulla, ha perduto la guerra, quindi è chiaro che quello è come anche forte, ma no, figurati un pacco, si mantiene in Hormuz e non solo. Lo stretto resta chiuso, Vance avverte l'Iran, non prendeteci in giro, e vabbè, ho applicato in giro Putin e gli potete permettere quello. L'Iran, l'appello, Mattarella a Praga, i cittadini chiedono un futuro di pace. Servono l'UE e la NATO. Allora, andiamo da innanzi, amulate la scosa, Trump chiude gli spazi all'Iran, senza l'accordo nuovi attacchi. Divisi sul futuro dello stretto di Hormuz, il Regno Unito convocherà una riunione sul tema, la Spagna si chiama fuori. Ungheria, al voto per il Parlamento, può segnare il destino dell'UE, e certo che Salis, se la coalizione lo chiedesse, valuterei la candidatura a premier, cioè questa è Salis, la sindaca di Genova, una sorresarda, insomma, sono Salis che viene dalla Sardegna, accanto pare te abbastanza da innanzi, però si candidare questa coalizione nel campo largo, qualora questa primaria, in modo tale che staccare in mezzo la diatriba tra Schlein e Conte. Andiamo in gara da innanzi, siamo un ultimo cose sul giornale che io vi tengo metta, che si tratta di questa reazione di saziente che hanno batta novità, come potete essere scomo a questa dessa intelligenza artificiale. Noi che battono reso conto storico del successo che hanno battuto per l'innovazione, tipo istanza, il romanzo, la televisione, il cinema e così via, donde via, battapito chi è ha previsto catastrofica della innovazione. Il panico del nuovo viene chiamato in questo articolo che bestoie sul giornale Il Foglio Quotidiano. Il Foglio. Contro i social si leva un coro di indignazione che grida all'apocalisse antropologica, ma è un rito plurisecolare, cioè nel senso che è sempre successo. L'invenzione della stampa fu accolta come un attentato, i romanzi intrattenimento volgare, il treno una disgrazia. Tutto su chi è questa innovazione praticamente è stato collito da questo coro apocalittico, insomma, che è contro ogni cosa, è come questo corretto è contro l'intelligenza artificiale, che ne comprende che l'intelligenza artificiale non ha nulla di intelligente, ma è un algoritmo statistico
del calcolo combinatorio, insomma, che va tutto a stabilire risposte in base appunto a un'analisi di ciò che viene già scritto dai altri, dai umani, insomma. Diamolo per assoldato, i social sono brutti, cattivi e incitano alla delinquenza, degradano la comune umanità, scatenano la violenza e aizzano la sopraffazione di branco, manipolano i giovani, avvicinano la fine della civiltà, attentano alla democrazia, vellicano i peggiori istinti, è assodato e incontestabile il disastro. Partono le denunce, mettere alla sbarra il web, chiudere tutto, vietare, impedire, però occhio, evitano il rito plurisecolare delle lamentazioni sulla fine della civiltà, dell'allarme sui costumi smarriti di una volta, il coro dell'indignazione contro questi nuovi tempi di disfatta civile e di apocalisse antropologica si levano in tutte le parti del mondo. Cerchiamo di arginare il panico morale che da sempre accompagna l'irrompere di novità che allentano il controllo e favoriscono la democrazia culturale. Gli individui solitari che ignorano le sane indicazioni e le intimazioni di chi si è sempre ritenuto depositario della verità e del gusto. No, che andiamo da innanzi, del tipo umano, ecco qua, non diventiamo la parodia di quel tipo umano fulminato dal Baldassar Castiglione, uno che di corti e cortigiani si interessava molto. Gli anziani, quasi tutti laudano i tempi passati e biasimano i presenti. E infatti, ecco, una breve antologia semiseria, ma anche semicomica di ciò che dovremmo evitare di ripetere, e anche se esempio dite va successo prima, possa essere innovazione. Si cominciò con Johannes Gutenberg, uno dei benefattori dell'umanità, che è stato inventato di stampa, insomma, agli inizi, accolto invece come un grande corruttore di anime, un devastatore del vecchio mondo. Con la sua invenzione della stampa a caratteri mobili stava spezzando un monopolio, attentando alla supremazia dell'autorità consacrata, cioè in mano amanuense e così via, quindi di tutto un potere in turno. Persino la lettura diretta della Bibbia indeboliva l'autorità clericale, che uno si la poteva leggere a sola, invece di intendere la Bibbia già la sospritere o comunque la stendere sul sistema. L'autorità clericale è abilitata al controllo delle coscienze, si osava leggere i testi sacri senza il filtro delle mediazioni sacerdotali e tra i più fanatici inquisitori si intimò la censura della stessa Bibbia stampata, pericoloso pomo della discordia, cioè addirittura querían censurare la Bibbia stampata in modo tale che non sia stata poi da leggere. Il frate predicatore Filippo della Strada si diceva sicuro che una medesima frase fosse Virgo aec penna meretrix est stampificata, cioè che est stampata est meretrice, insomma, cioè se est quindi peccaminosa. Tutto era diventato pericoloso e sospetto. Con la nascita dell'industria culturale, la maggiore alfabetizzazione e la nascita di un pubblico femminile di lettrici che leggendo scoprivano orizzonti inconcepibili, persino gli autori dei romanzi erano vituperati come dei poco di buono, sabotatori della nostra civiltà. Nel suo monumentale La cultura degli operai, Donald Sampson racconta come il romanzo agli inizi sia stato considerato un genere inferiore. Poi, all'inizio dell'Ottocento molti guardavano con preoccupazione la crescente passione per i romanzi nelle famiglie borghesi,
temendone i possibili effetti sui soggetti più impressionabili, che poi erano le donne e i bambini. Si sprecavano invettive contro un intrattenimento volgare e dozzinale. Allora, poi è stato la prima, allora, i dolori del giovane Werther di Goethe, la prima grande moda culturale dell'era moderna, Napoleone diceva di averlo letto 7 volte, scatenarono un'epidemia di suicidi e tra i difensori dell'ordine infranto si invocarono le fiamme con cui bruciare quello scritto vergognoso e pericoloso per tutti i lettori immaturi, e così via, battando un giorno Dio chiederà, addirittura le sta arrivata una lettera a Goethe da una Emina che narrata: un giorno Dio chiederà conto dell'uso pernicioso del vostro talento. E tutto così che ti galo anche un esempio appunto su treno e di tutte le innovazioni che istata commente apocalittica, da commente qualcuno vede un'apocalittica intelligenza artificiale che non è stato che uno calcolo, che non uno calcolo statistico, che non una macchina, insomma, più veloce di prima, per noi che prima non sarebbe esistito l'intelligenza artificiale, solo che macchina sarebbe veloce, non binaiata. Certo, in ingegneria che hanno mi acchiappato lo scalcolo che sul sistema Fortran, che sei scheda ristampata e te su intelligenza artificiale e te, se no non me lo devi anche a mano sul scalcolo. Poi dopo abbiamo inventato la Texas, la calcolatrice da scheda, poi sono arrivato a scomodo, M24 e come siamo che sono i 5, i 7, insomma, che nei computer metta più potenti, che non sono manco paragonabili. E tacchimo, non firmamos, tornamos a su Zappas, a dato Elena, eccetera, eccetera, ma non è il legai. Bene, che in questo terminiamo 7-9 de oggi, terminiamo, scusate se mi sono tratteso in questa elucubrazione, ma è necessario annaedare. Sono 48 minuti e 21 secondi, quasi un'ora oggi, insomma, 50 minuti. Bene, a mentre vedere, buonadì a tutti da BC TV, adios e mezzo da casa. Noi si chiamano di questo impegno, viene chiamata la possibilità di lo fare, poi qualcuno può aggradire e chi è, no, aggradisce.